Quanto è importante oggi parlare di prevenzione, siamo qui all'Istituto Gallo di Agrigento con una equipe che l'ASP ha messo a disposizione. È una situazione che noi ormai portiamo avanti da diversi anni, questo perché esiste un decreto assessoriale firmato allora dall'assessore Lucia Borsellino che aveva fatto un protocollo d'intesa col Dipartimento Scolastico Regionale, con la dottoressa Maria Luisa Chiaramonte. Alto Fonte. Che cosa è successo? Hanno gestito questa situazione di questo decreto per dare delle funzionalità di sicurezza per i soggetti diabetici che si trovano nelle scuole, anche per garantire loro assistenza pronta per evitare i gravi episodi di ipoglicemia. Che cosa facciamo noi? Insegniamo agli insegnanti e al personale OTA delle scuole, così come egregiamente ha voluto anche la preside Pisano, insegniamo quali sono le organizzazioni di tipo tecnico-sanitario da portare avanti per evitare le complicanze di una crisi ipoglicemica nei soggetti diabetici, che possono portare alle convulsioni, alterazioni neurologiche importanti e qualche volta anche a problemi di natura cardiocircolatoria grave. Ora, per fare questo abbiamo creato uno staff che è formato da medici della diabetologia pediatrica, ormai struttura semplice aggregata alla struttura complessa della unità operativa complessa che io dirigo da tanti anni, per cercare di informare e formare questi insegnanti e questo personale OTA. Abbiamo messo sopra uno staff che ognuno di noi si occupa. Io mi occupo del problema amministrativo e quindi della normativa legislativa regionale, poi c'è la collega che si occupa della diabetologia vera e propria, quindi come patologia, poi c'è un'altra collega che si occupa dei mezzi di cura dell'ipoglicemia e abbiamo anche una brava psicologa che comporta il sussidio da dare a queste famiglie che hanno bisogno di emergenza e di essere assistite nel problema delle loro figlie, siano essi piccolini, siano essi più grandi. Dottore Gramaglia, lei è il primato del reparto pediatria all'ospedale di Agrigento, ci parli di questo momento in cui questa forte influenza colpisce un po' tutti, in particolare i bambini. Ecco, qual è la situazione allo stato attuale? Ma la situazione è tutto sotto controllo. Vi devo dire che abbiamo diversi bambini, soprattutto i più piccoli, che grazie alle vaccinazioni che sono state fatte contro il virus respiratorio sinciziale hanno abbattuto del 45% i ricoveri ospedalieri. Quello che noi vediamo essenzialmente sono dei bambini raffreddati che vengono portati dopo 5-6 giorni di terapia domiciliare e che si fanno le broncopolmoniti. In quel caso diventa più difficile affrontarlo e hanno bisogno naturalmente di terapia antibiotica aerosolica più adatta di quella che viene fatta a domicilio. Quindi nessun allarme, si era paventato un allarme relativamente al periodo, ecco. Assolutamente no, nel reparto di pediatria di Agrigento è tutto sotto controllo, abbiamo la presenza di medici abbastanza preparati e pronti alla sicurezza dei pazienti ricoverati e poi, ringraziando anche la triade strategica, riusciamo ad avere anche, per esempio, per quanto riguarda i tamponi, riuscire a capire quando trattasi di influenza di tipo A o di altro tipo di problematica. Per esempio incide molto in questo periodo anche il micoplasma. Che consigli dare magari? Consiglio da dare alle famiglie di non venire subito in ospedale, però dopo 3-4 giorni di febbre allertarsi, perché a volte non viene percepita che il bambino possa avere una complicanza del virus respiratorio e quindi magari avere forme di polmonite che possono essere curate meglio in ambiente ospedaliero.